La Regione ha deciso di tendere la mano al Comune nell'interesse del teatro di Udine, nell'interesse della città, dei cittadini e della cultura udinese e friulana. Dopo gli scontri pesanti delle ultime settimane, aperti dalla famosa conferenza stampa dell'assessore comunale alla cultura Pirone, che denunciava fondi regionali mancanti per il Teatro Nuovo Giovanni da Udine, arriva un tentativo di accordo da parte dell'assessore regionale Anzil, che chiede però che la scelta del nuovo presidente sia condivisa. Visto che l'attuale presidente della Fondazione Giovanni da Udine non può essere riconfermato perché ha già fatto 2 mandati, è l'occasione giusta per condividere assieme la Regione e il Comune, il sindaco di Udine con l'assessorato alla cultura, come è sempre avvenuto in passato, il nome del nuovo presidente che sia di garanzia, di armonia, di rilancio del progetto culturale per il teatro e per la città. Tutti i teatri della Regione, e in tutti i teatri della Regione il presidente viene nominato d'intesa con la Regione, non può non essere così. Ora la palla spetta al sindaco e spero che decida di sua iniziativa senza farsi trascinare da chi nella sua maggioranza divisa preferisce lo scontro con la Regione. De Toni risponde in 3 righe di comunicato, cordiale ma non totalmente accomodante. Ferma restando la prerogativa statutaria del Comune di Udine nella nomina del presidente del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, scrive: siamo sempre stati e continueremo ad essere pienamente disponibili al dialogo istituzionale. In questa fase, data la rilevanza culturale del teatro, il Comune auspica che la Regione confermi la cifra votata all'unanimità a bilancio della Fondazione, stanziando in assestamento i 250.000 euro di contributo mancanti, contributi che tra l'altro andrebbero a beneficio oltre che della stagione teatrale e musicale anche delle iniziative per il 30ennale della Fondazione.